E facciamo un bel applauso per le candidate al titolo di Miss Campionaria Padova. Eccole qui, bellissime, bellissime, buonasera. Buonasera, voi state qui, state qui perché il pubblico già vi ammira in tutto il vostro splendore. Buonasera e benvenuti a questo importante appuntamento con una selezione valida per Miss Italia 2018, 79esima edizione. Abbiamo queste candidate al titolo, Miss Campionaria Padova, poi ovviamente ci saranno altre fasce assegnate, però io in mezzo a loro volevo colei che ci ha dato tante emozioni la sera della finale. Forse lo sapete già dalla stampa, dagli amici giornalisti, forse l'avete vista prima nel giro della fiera, perché madrina d'eccezione di questa serata qui in occasione della fiera campionaria di Padova c'è Alice Rachele Arlan, Miss Italia 2017. Vieni Alice, bellissima, come si conviene una Miss Italia, al centro del palco. Buonasera Alice. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, mi stanno facendo il cenno i fotografi, spostati e lascia Alice al centro con le ragazze alle spalle. E allora io vi lascio il palco al centro Alice con tutte le sue amiche, visto che è stata così gentile e disponibile nel camerino con loro, le ha dato consigli, le ha spronate, ha fatto quello che giustamente una Miss Italia deve fare con le sue amiche, con coloro che un giorno, chissà, magari qui potremo avere la prossima Miss Italia. Tu potresti consegnare a una di loro questa corona la sera della finale. Infatti un po' mi dispiace la cosa, però le ho viste, sono tutte bellissime. Io vi faccio nuovamente un grandissimo in bocca al lupo, non solo per questa serata, ma insomma per tutte le selezioni che andranno a fare. Vivetevela bene e vedrete che avrete tantissime soddisfazioni come sto avendo io. Dice, io... fatela, io non voglio dire. Poi accomodarti al tavolo della giuria e ci vediamo dopo, magari facciamo una chiacchierata. Grazie, Alice Rachele Arlan, Miss Italia 2017. Bella, ma non solo bella. Ragazzi, potete rientrare se volete, dai, potete rientrare e vi preparate per le prossime uscite. Certo, 79esima edizione di Miss Italia. Io in ogni serata ho il piacere e l'onore di portarvi saluti da parte di Patrizia Mirigliani, il patron di questo concorso, colei che con tanta caparbietà, tanta forza e tanta energia porta avanti questa manifestazione. L'ha ereditata dal papà Enzo Mirigliani, uomo che davvero ha fatto qualcosa di importante, perché Miss Italia ormai fa parte della storia del nostro paese. E abbiamo queste ragazze pronte che le vedremo sfilare prima con il loro abito, con questo abito elegante, e poi con il podio ufficiale del concorso. Nel mezzo avremo anche un ospite che comunque vi presenterò più tardi. Facciamo rientrare tutte le nostre concorrenti, la giuria lo sa già, lo dico anche a voi. Il primo passaggio, quello quindi con l'abito elegante, le ragazze si presenteranno, perché è giusto cominciare a prendere anche un po' di confidenza con il palcoscenico, con il microfono. Quando usciranno in modo invece le presenterò io. Bene, io direi che siamo pronti, la giuria è prontissima qui di fronte a noi, vedo che voi siete tanti e questo ci fa molto piacere. Che dite, possiamo cominciare? Iniziamo con la concorrente numero 1 e si apre ufficialmente la selezione di Miss Campionaria Padova. Prego. Buonasera numero 1, presentami. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 21 anni, vengo da Media San Italia in provincia di Padova e faccio la commessa. Hai detto tutto, prego.
provincia di Padova, siamo da Pizza Bioscenografia. Molto bene, prego. Conosce la prossima, la concorrente numero 4. Buonasera. Buonasera a tutti, io mi chiamo Anna, vengo da Pianizze, ho 21 anni e studio sociologia all'Università di Trento. Andiamo con la numero 5. Buonasera, numero 5. Buonasera a tutti, io sono Elisa, ho 21 anni, sono di Padova e nella vita faccio l'estetista. Molto bene, prego. Andiamo con la prossima, che è la numero 6. Eccoci qua, pronta, presente. Buonasera a tutti, io sono Martina, ho 20 anni, vengo da Vicenza e come lavoro faccio l'impiegata commerciale. Va bene. Buonasera a tutti, mi chiamo Laura e frequento il quinto anno del liceo delle scienze umane. Spero di riprovarlo presto perché non ce la faccio. Di dove sei? Padova, tutto qua vicino. Molto bene, prego.
bene, prego. Numero 12. Bene. Numero 13. Buonasera, mi chiamo Vanessa Borgiorato, 24 anni, vengo da Mogliano Veneto. Nella vita sono un'impiegata presso un centro sportivo. Hai detto tutto, prego, vai. Buonasera. Buonasera, sono Maya, ho 19 anni, vengo da Vicenza e lavoro come grafica. Ottimo, vai. Numero 15. Numero 16. Dice che le ragazze partecipano a quest'Italia e si divertono, che poi in fondo è la cosa più importante. Componente numero 16, vai. Buonasera a tutti, sono Lena, ho 20 anni e vengo da Mestre. Nella vita sono stessa. Molto bene, componente numero 16.
ricordiamo perché l'unico modo che ha la giuria per riconoscere queste ragazze è presente. Buonasera a tutti, io mi chiamo Radmila, ho 26 anni, vengo da Verona e nella vita sono una libera professionista. Molto bene, prego! Ciao! Buonasera a tutti, mi chiamo Suad, vengo da Mantova e nella vita faccio la modella e studio migliori culturali linguistico. Molto bene, prego! Ricordiamo perché tanti amici che si stavano man mano aggiungendo che adesso le ragazze stanno assistendo alla selezione di Miss Italia in palio il titolo di Miss Campionato a Padova e le ragazze adesso le stiamo vedendo tutte con i loro abiti, poi le vedremo anche con i voti ufficiali del concorso, ma andiamo con la presentazione. Mi chiamo Cristina, ho 19 anni e faccio la parrucchiera. Dove sei? Padova. Molto bene, prego! Sono Martina, vengo da Novità Padovana, ho 22 anni e nella vita faccio l'impiegata in uno studio di commercialisti. Molto bene, prego. Lavoro in questo periodo, numero 20. Buonasera, numero 21, vai! Buonasera a tutti, sono Pelin Daniela, ho 21 anni, vengo da Montebelluna e studio Scienze dell'Educazione e della Formazione a Rovigo. Molto bene, prego, numero 21, vai, provate a 21 anni, si stavo dicendo 18 anni, no, 20.
piaciute perché vogliamo mettere in difficoltà le ragazze e quindi siamo proprio molto lineari e puliti perché è giusto e rispettoso anche nei loro confronti. Vai! Buonasera a tutti, io sono Valentina, ho 21 anni, vengo da Montegrotto Terme, nella vita faccio la cameriera e la babysitter. Molto bene, prego Valentina! Mi ha anticipato la numero 23. Buonasera. Buonasera, sono Nicola. Ma se siete alte, statemi non voglio il braccio, di quello che parla. Buonasera, sono Nicola, 24 anni, vengo da Mestre e faccio la musica. Molto bene, hai detto tutto, vai, vai. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 20 anni, vengo da Schio e nella vita studio biotecnologia a Ferrara. Molto bene, prego, concludono 24. È un fattore importante, ma si cerca sempre per qualcosa in più. Ciao. Buonasera, sono Elvira, ho 19 anni, sono di Padova e come lavoro faccio la stagista. Molto bene. Prego, numero 25, vai. Andiamo con la prossima, la concorrente numero 26. Ciao, numero 26. Buonasera a tutti, mi chiamo Maila, ho 18 anni, vengo da Saletto, in paesino in provincia di Padova e studio informatica. Molto bene, prego.
ho 24 anni, sono studentessa in lingue, però il mio sogno è quello di lavorare in televisione. Con quello numero 27. La concorrente numero 28 che chiude questo straordinario gruppo di candidati al titolo di Miss Campionaria Padova. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Giulia, ho 18 anni, vivo a Fossò e al momento sono studentessa di un istituto tecnico commerciale. Molto bene, prego, concorrente numero 28. Grazie, ma che belle, facciamo un applauso per tutte loro. Perché lo meritano poi, diciamolo, il bello di Miss Italia è proprio quello che queste ragazze, magari alcune di loro fanno già le modelle, hanno già le prime esperienze magari come conduttrici, come balletti in alcune televisioni locali, ed ecco che partecipano alla Miss Italia magari proprio per avere quella visibilità in più, quel quid in più magari per riuscire appunto ad avere maggior visibilità e quindi imporsi meglio nell'attività che stanno svolgendo. Altre invece lo fanno per la passione, per la voglia di tentare, comunque per far parte della storia, una piccola parte della storia di questo concorso che ormai lo sappiamo fa parte della storia del nostro paese. Alcune di loro hanno già una certa esperienza, altre affrontano la passerella comunque con disinvoltura, magari con qualche difficoltà iniziale, ma noi lo diciamo sempre anche ai giudici, l'importante è riuscire ad intuire anche il talento in queste ragazze, perché poi Alice forse più tardi lo confermerà, Miss Italia è una grande scuola in questo senso e quindi le aiuterà sicuramente. Bene, come sta andando amici? Avete preso sonno? Aiuto! Vi siete addormentati, siamo rovinati. Bene, allora, adesso arriva il secondo momento importantissimo per le ragazze e anche per la nostra giuria. Cosa accade? Adesso le ragazze le chiameremo a gruppi di 5, quindi dalla 1 alla 5, dalla 6 alla 10, eccetera. Così le vedremo poi sfilare una alla volta, resteranno sempre in gruppo di 5 sul palco. Mi raccomando signori giurati che questo momento importantissimo, lo ricordiamo perché qui viene emesso il voto definitivo. Quindi iniziamo a chiamare le concorrenti dalla numero 1 alla 5, quindi Chiara, concorrente numero 1, andiamo pure con la musica, 2 Jessica, 3 Selene, 4 Anna e 5 Elisa. Concorrente numero 1, lei è Chiara. Numero 2, Jessica.
la numero 7 Laura, la numero 8 Aurora, la numero 9 Ilaria, la numero 10 Giorgia. Numero 6 Martina. Laura, concorrente numero 7. Aurora, concorrente numero 8. Ilaria, numero 9. Ora potete rientrare. Ora andiamo con la numero 11 Francesca, la numero 12 Jessica, la numero 13 Martina, la 14 Vanessa e la numero 15 Maya. Concorrente numero 11 Francesca. Jessica, concorrente numero 12. Poi abbiamo Martina con il numero 13. Numero 14 Vanessa.
Corretto numero 17. Vediamo con la concorrente numero 18. Vai numero 20, Martina. Da Daniele, 22 Valentina, 23 Nicola, 24 Chiara, 25 Elvira. Prego, vorrei dire 21 Daniele. Valentina, la concorrente numero 22. Nicola, concorrente numero 22.
più andiamo con la terza, ovviamente perché il concorso sono i ragazzi, quindi conosciamo la numero 26 Maila, la numero 27 Geronimo, la numero 28 Giulia. Ecco Maila, adesso la 26. Veronica, concorrente numero 27. Chiude il gruppo Giulia alla numero 28. Potete rientrare. Che belle, che belle, che belle! Sarà dura, adesso posso dirlo che sono uscite tutte le ragazze, anche perché diciamo un momento un po' più anche divertente, perché ovviamente quando si prende le ragazze noi ogni tanto magari la battuta, la cosa sarebbe anche piacevole farla, ovviamente battute assolutamente innocenti, però io non voglio farlo perché comunque non vogliamo mettere in imbarazzo le ragazze, sono comunque ragazze che sfilano, che si divertono e quindi io sono molto asciutto solo nelle presentazioni, ovviamente si vede, però in quelle voglio essere molto asciutto. Bene, allora sapete che facciamo? Per la gioia dei nostri fotografi, dei nostri operatori, grazie a Walter Parisotto, il fotografo ufficiale del Miss Italia in Veneto e anche Friuli Venezia Giulia, poi ho riconosciuto Nino Giuliani, adesso non lo vedo, poi abbiamo Mario Boresi con le sue telecamere che ci viene a trovare. Sapete che facciamo? Le facciamo uscire tutte, così le rivediamo tutte insieme. Prego ragazze, forza, una passerella con la sigla, esatto, e le rivediamo tutte insieme, forza. Ragazze, siete state bravissime, ma quanto è incredibile, è un quadro bellissimo, bellissimo davvero. Potete rientrare in camerino per prendervi un po' di riposo e poi aspettiamo il verdetto della giuria, intanto noi abbiamo un po' di cose da fare. Grazie ragazze, grazie, bravo. L'avventura di Miss Italia.
partecipano, si mettono in gioco, si divertono, perché io voglio ringraziare Valentina e Tiziana, due preziosissime collaboratrici nel camerino, Paola Rizzotti, la titolare dell'agenzia Modashow.it, che organizza in esclusiva in Veneto. Le ragazze devono venire innanzitutto qui per divertirsi, poi c'è la giusta competizione, ma io lo dico sempre in camerino quando facciamo briefing, non è una guerra e non è una battaglia, è un concorso di bellezza dove dovete prenderlo con la giusta leggerezza. È chiaro, è qualcosa di importante. Poi lo ricordo che ovviamente noi questa sera le prime tre parteciperanno alle finali regionali di Miss Italia, poi tutte le altre si potranno rimettere in gioco nelle prossime selezioni, quindi nulla è perduto, ci sono tante opportunità. Bene, questo è un momento in cui bene si fa per dire, nel senso che adesso hanno già finito i conteggi, perché la Paola Rizzotti non mi dice vai, vuol dire che io posso uscire, però si stanno accordando su chi deve premiare chi. Allora mi stanno compilando la scheda e poi conosceremo insieme, perché anch'io non ho ancora nulla, la vincitrice la leggo proprio qui, le vincitrici sul palco insieme a voi, ma andiamo insieme, le facciamo uscire di nuovo tutte insieme, forza ragazze, tutte fuori insieme come prima. Eccole qua, ragazze, c'è la tensione, c'è questa tensione fortissima. Ci siamo quasi, vedo anche pronti gli amici della giuria che dovranno premiare, attendiamo qualche istante. Allora, io comincerei chiamando Michelangelo Cecchetto, che premierà la quinta classificata. Buonasera Michelangelo. Buonasera Michelangelo. Allora, giornalista, a lei chiedo un commento su questa serata. Una serata molto importante, forse solo perché abbiamo la bella Thunberg in carica, ma senza nulla togliere alle miss qui presenti. Ecco, sicuramente al di là del risultato una grande bella esperienza per tutte le ragazze, le possibilità, vedendo tu, saranno molte, e la fila campionaria comunque ha portato molto bene alle ragazze che sono state elette qui, ma non solo. Quindi attendo anch'io il risultato e faccio in bocca al lupo per la stagione a tutte le ragazze. Grazie Michelangelo, il suo commento, ragazzi, ve lo dico, è molto importante, perché Michelangelo non segue oramai da quanti anni segue Miss Italia? Dal 2002. Dal 2002, quindi 16 anni di finali di Miss Italia, quindi ne sa sicuramente qualcosa. Io invece guardo la Tiziana, siamo in diretta? Siamo sia su Facebook che su Instagram, quindi salutiamo gli amici dalla fiera di Padova. Molto bene, siamo qui per Miss Campionaria Padova. Bene, ragazze, iniziamo dalla quinta classificata, ma io prima vorrei dire una cosa importante, perché tra noi c'è una ragazza che è già una finalista regionale
Il regolamento di Miss Italia prevede che la vincitrice del primo titolo ammessa alle regionali non può partecipare ad altre selezioni. Coloro che arrivano seconde e terze e vogliono in un'altra selezione partecipare possono farlo a patto che arrivino prime. La ragazza in questione che ho da presentarvi ora è già una finalista regionale, ha concorso per il primo titolo, non è arrivata prima, non diciamo come si è posizionata, potrebbe essere arrivata seconda o ultima, non lo so, ovviamente sto scherzando, però lei è qui con noi e a me fa piacere presentare colei che è già una finalista regionale, che è Selene Rossi, il numero 3, fai un passo avanti, vieni al centro del palco e prenditi l'applauso, perché lei questa sera sportivamente, pur essendo già una finalista regionale, ha deciso di presentarsi qui in gara per tentare di vincere il primo titolo, non ha vinto il primo titolo e quindi non potrebbe nemmeno per assurdo arrivare al secondo o terzo perché lei ha già questo posto. Grazie Selene, complimenti, poi sì, ci vediamo alle prossime selezioni, altrimenti ci rivedremo alle finali regionali. Iniziamo con la quinta classificata. Quinta classificata, Interflora, Miss Interflora è la concorrente numero 2, Jessica Zuanetto, e lei la quinta classificata. Complimenti Jessica, ti puoi posizionare lì, perfetto, ed ora chiamiamo per premiare la quarta classificata Claudio Baccarini del Mattino di Padova. Buonasera. Buonasera Claudio, grazie per aver accettato l'invito a far parte di questa giuria, anche lei un commento da un giornalista fa sempre piacere, un commento su questa serata. Complimenti all'organizzazione, soprattutto complimenti alle ragazze perché ho visto un entusiasmo, una voglia di partecipare, di mettersi in gioco e anche di giocare, che è una cosa fondamentale. È vero, grazie per queste parole. Bene, siamo pronti a premiare la quarta classificata, la concorrente numero 11, Francesca Toffanin. E qui arriviamo ai piani alti della classifica, perché ora andiamo a premiare la terza classificata. La terza, la seconda e la prima parteciperanno di diritto alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. E quindi comincia a essere la cosa importante. Per premiare la terza classificata Miss Love Nature è Alberto Polpini. Buonasera Alberto. Ho chiesto commenti a tutti e non posso non chiederli anche a un amico esperto di comunicazione, mi hanno scritto, ma insomma anche un presentatore che voi molti di voi conosceranno, quindi grazie Alberto per aver accettato questo invito. Ci siamo visti qualche anno fa a un concorso per stilisti internazionale a Riccione dove lui concorreva, dove lui presentava e io ero ospite. Questa sera abbiamo invertito i ruoli. Alberto, un commento sulla serata. Bene, come sempre complimenti a tutte le ragazze, naturalmente perché qui si partecipa e qualcuno vince e devo dire insomma che fa un certo che vedere insomma da sotto il palco, quindi bravissime tutte comunque, indipendentemente sono convinto che la vita insomma vi porterà fortuna. Grazie. Grazie a te Alberto, grazie davvero. Bene, terza classificata. Ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, Miss Love Nature è la concorrente numero 22, Valentina Sartore. Seconda classificata, Miss Rocchetta, sarà premiata da Giuseppe Masci. Responsabile manifestazioni in diretta della fiera. Un saluto anche da parte sua, ci fa piacere. Complimenti alle ragazze, che è sempre un'avventura e mettersi in discussione fa sempre bene e fa crescere nella vita. Grazie. Si prepari con la fascia della seconda classificata.
Miss Rocchetta Bellezza, anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia. Lei è la concorrente numero 16, Morena Montin. Dov'è Morena? 20 anni di Mestre. Io vorrei Patrizia Desidera, responsabile commerciale della fiera campionaria, e con lei arriverà anche Alice Rachele Arlac, Miss Italia 2017, insieme poi a Paola Rizzotti, responsabile del concorso di Miss Italia in Veneto. Venite, arriva Alice Rachele, la vedo perché sarà anche lei presente ovviamente alla premiazione. Ricordo agli amici che ci stanno seguendo in diretta sui vari social che siamo qui alla fiera campionaria di Padova per l'elezione di Miss Campionaria Padova. Alice Rachele, abbiamo già chiacchierato con Alice Rachele, vorrei un saluto da parte sua. Ringrazio tutti per aver partecipato e soprattutto le ragazze. È stata una scelta difficile perché erano tutte belle, però si poi ricordiamo che tutte le altre potranno rimettersi in gioco nelle prossime elezioni. Paola, salutate da parte sua. È stata una serata molto bella, parlavamo appunto prima sia con il fianco della Alice, che è stata anche molto veloce, nel senso che magari le ragazze l'hanno percepita molto pesante per loro, perché sai, arrivano con grande emozione, invece in realtà è stato tutto molto fluida, sono tante, tutte molto belle, ma Miss Italia continua, quindi c'è posto. Certo, possiamo, io mi faccio da parte perché il centro della scena deve essere delle ragazze. Questa sera, se non ricordo male, ci sono delle ragazze che hanno partecipato ad altre selezioni, non avevano ottenuto il gradimento della giuria, perché io dico sempre nessuna di loro perde. Ci sono serate dove una ragazza magari riesce a ottenere il gradimento della giuria o magari riesce a presentarsi con la giusta carica, la giusta grinta e riesce a imporsi sulla giuria. Ci sono quelle ragazze che nelle altre serate sono andate benissimo, queste invece sono riuscite ad accaparrarsi in un caso molto importante. Quindi per voi visitare, ragazzi, non finisce perché ci aspettiamo già la prossima selezione, ma adesso dobbiamo andare a premiare la vincitrice, la Miss Campionaria Padova, che sarà premiata appunto dalla signora Patrizia insieme alla nostra Alice Rachele Arlac, Miss Italia, e la Paola Rizzotti che consegna la corona ad Alice. Vince il titolo di Miss Campionaria Padova la concorrente numero. Sì, fatelo, un po' di più, numero 28, Giulia Zaccato di Pozzo Venezia, 18 anni, è lei. Grazie agli amici che sono la prima mattina in Miss Italia. Ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, buona serata e buon lavoro. Ciao!